Si è aperta oggi nella chiesa di San Francesco la 2 giorni di Open Dialogues for the Future, l'evento di riflessione e analisi degli scenari mondiali di geopolitica e geoeconomia e gli effetti che questi avranno sulle imprese del nostro territorio. Quello che cerchiamo di fare qui a Udine con questo forum è un lavoro di decifrazione, decriptazione, per andare al di là delle apparenze. I lavori di questa mattina, diretti da Federico Rampini, si sono tenuti nella chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio invece altra sessione nella sede della Fondazione Friuli. Tra i temi più importanti, oggetto di dibattito, i primi effetti della presidenza Trump sull'evoluzione degli scenari mondiali. Quello che sta succedendo negli ultimi mesi, ma soprattutto con le elezioni americane di Trump, va a far emergere tutte le debolezze dell'Europa e non capire quelle che sono le nuove regole di ingaggio, i nuovi linguaggi che stanno davanti a noi. Sono linguaggi e atteggiamenti talvolta anche molto forti di natura politica, ma che immediatamente hanno un impatto economico. Ci sono degli spiragli per la fine del conflitto in Ucraina, che è quello che impatta di più sull'economia. Non lo so se ci sono degli spiragli per la conclusione della guerra in Ucraina. Leggo tante cose in contraddizione tra di loro, spero che la pace non coincida con la resa e il disarmo totale di una posizione occidentale, spero che le concessioni a Putin non siano umilianti non per l'Ucraina ma per l'Europa e che non creino le premesse per aggressioni future. Il programma della giornata di domani prevede lavori al mattino nella Sala Valduga della Camera di Commercio Pordenone ed Udine e poi nel pomeriggio il gran finale presso l'Auditorium Sgorlon dell'Università.